Sant'Elena è distrutta da un raid vandalico compiuto da una baby gang di 13 anni, danni per almeno 100.000 euro. Aggressioni e rapine ai danni di coetanei in centro a Jesolo. Una banda di 5 minorenni trevigiani individuata dalla polizia scatta al Daspo Willy. Sono stati denunciati anche per rapina. Contributo d'accesso a Venezia, continua la polemica, minoranze all'attacco. I dati dimostrano che il turismo non è affatto diminuito, è il contrario. Nonostante la sentenza del Consiglio di Stato che ha bocciato l'applicazione della tassa d'imbarco all'aeroporto Marco Polo, il Comune di Venezia non ha intenzione di mollare la presa. Truffe seriali ai danni di società di leasing scoperte e bloccate dalla Guardia di Finanza, 30 persone denunciate, 22 imprese coinvolte vendevano macchinari inesistenti alle società. In attesa dei ballottaggi in 4 comuni del veneziano, il vice sindaco di Venezia e membro del direttivo provinciale della Lega, Andrea Tomaello, fa un'analisi sui risultati del suo partito. Adunata triveneta degli Alpini di Bibione, inizia la 3 giorni di festa che Antena 3 seguirà in diretta domani alle 10, la messa da Cesarolo, e alle 20 di domani sera la serata di cori e fanfare. Domenica dalle 7:30 si parte con la diretta. Il telegiornale di Venezia, buonasera, ben ritrovati. Partiamo da Sant'Elena, dove un'impresa è stata letteralmente distrutta. Ci sono danni per 100.000 euro da una banda di tredicenni. Abbiamo intercettato l'imprenditore che parla davvero di un disastro. Ascoltatelo. L'azienda attualmente è ferma, gli uffici sono stati completamente devastati. Voi non siete in grado in questo momento di riprendere l'attività? No, assolutamente, neanche la prossima settimana. A Sant'Elena il laboratorio di falegnameria, progettazione e produzione di arredi e infissi di Mauro Girelli è fermo e non si sa quando potrà riprendere l'attività. È stato devastato da un raid vandalico che ha letteralmente raso al suolo gli uffici. Gli autori sono 3 tredicenni fermati il giorno seguente, sorpresi poco dopo aver tentato di appiccare il fuoco in 5 punti diversi dell'azienda. Le conseguenze sarebbero state gravissime. Solo nel locale di verniciatura ci sono circa 600 litri di materiale. Hanno tentato con degli accendini in maniera molto maldestra di innescare forse l'incendio. Fortunatamente non ci sono riusciti e si sono limitati alla zona appunto degli uffici, perché dopo abbiamo ovviamente la cabina di verniciatura, il reparto verniciatura dove sono custodite le vernici e solventi e quant'altro. I ragazzini si sarebbero veramente fatti male se finiva bene. Il primo raid è avvenuto presumibilmente nel pomeriggio di sabato scorso ed è stato scoperto casualmente da una dipendente domenica mattina. I titolari hanno avvisato la polizia, ma è stato quando sono tornati dopo pranzo che hanno sorpreso la baby gang, fermata dai carabinieri intervenuti immediatamente. È una cosa molto grave, secondo me. Si potevano anche fare male. Non hanno capito che dietro ogni oggetto che loro hanno devastato, ogni cosa, c'è la storia, la vita, i sacrifici, le rinunce di tanti anni di lavoro. Dentro la ditta, che dà lavoro a 8 persone, sembra sia passato un uragano. Computer, vetrate, soprammobili, sedie, suppellettili, arredi sono stati distrutti. Alcune parti dei locali sono state allagate. Solamente ricomprare i computer e riconfigurarli con i macchinari richiederà parecchio tempo e parecchi soldi. Noi abbiamo fatto una stima veramente spanometrica, saremo attorno ai 100.000 euro. Avremo anche un fermo azienda che al momento non riusciamo a calcolare, mancato guadagno e quant'altro. Insomma, comunque diciamo che tutta quanta l'attrezzatura informatica è stata completamente distrutta. Furti e rapine, siamo a Jesolo e purtroppo dobbiamo ancora parlarvi di una baby gang. La misura decisa dalla questura è il Daspo ed è una misura che impone il divieto di frequentare le aree e i locali della Movida per un anno. Daspo per alcuni ragazzi. Messaggio per cui quando combini qualcosa a Jesolo ne paghi una conseguenza. Non è la prima volta che succede, quindi questo è assolutamente il tipo di messaggio che voglio dare e che ci permette di dire che piano piano siamo riusciti nel tempo a migliorare molto la situazione di sicurezza nella nostra città e a portarla sotto controllo. Così commenta il sindaco di Jesolo la decisione del questore di Venezia di disporre 5 Daspo Willy nei confronti di altrettanti minorenni al termine di un'intensa attività di indagine nella località balneare e in seguito a 3 denunce presentate al commissariato nelle ultime settimane da alcuni giovani che avrebbero subito in 2 diverse serate aggressione, furto di denaro, oggetti preziosi e indumentaria
monumenti di marca nella zona centrale jesolana interessata dalla movida notturna. I minorenni sarebbero tutti originari di Treviso. Dal Covid assistiamo a un abbassamento della tolleranza probabilmente anche sociale rispetto alla violenza, rispetto anche al consumo di bevande alcoliche, di sostanze stupefacenti, quindi esiste anche un limite rispetto a quello che possono fare le forze dell'ordine e anche l'amministrazione comunale e quanto dovrebbe fare la società nel suo complesso e l'educazione. Tra i casi segnalati potrebbe esserci anche quello denunciato ai nostri microfoni lo scorso 27 aprile. Oltre alle informazioni fornite dalle persone offese, importantissime anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Il Daspo Willy dispone l'interdizione della frequenza dei locali pubblici e aree urbane prossime a questi ultimi soggetti ritenuti responsabili di fatti che abbiano destato particolare allarme sociale e siano stati lesivi dell'ordine e della sicurezza pubblica. I 5 sono stati deferiti all'autorità giudiziaria anche per il reato di rapina. Il messaggio del sindaco è chiaro. Jesolo è e resta un luogo di divertimento, ma un divertimento sano e dentro le regole, quindi chi viene a Jesolo per far casino, per violare la legge, non è un ospite gradito, quindi lo vogliamo dire in maniera chiara. Se vieni a Jesolo per fare questo non ti vogliamo, ecco. È un messaggio molto chiaro. Parliamo ora del contributo d'accesso con un accesso agli atti del consigliere comunale Giovanni Andrea Martini. Sentite i numeri che ha raccolto. Nei primi 11 giorni di ticket d'accesso, la media quotidiana di ingressi a Venezia è stata di quasi 60.000 esentati dal pagamento e 17.700 paganti. Complessivamente 77.600 persone entrate col contributo d'accesso. I numeri sono stati ottenuti attraverso un accesso agli atti dal consigliere di opposizione di Tutta la città insieme, Giovanni Andrea Martini, che li ha anche presentati in videoconferenza alla stampa estera. Si aggiungiamo che nello stesso periodo in alberghi e affittanze turistiche di Venezia dormivano altre 54.700 persone, si può dire che ogni giorno per le strade della città c'erano 131.900 turisti. Oltre ad essere un fallimento perché ci siamo resi conto di che cosa vuol dire il ticket, cioè nulla agli effetti di una gestione dei flussi, abbiamo scoperto dei dati pesanti per quel che riguarda proprio i numeri. Aggiungendo i 49.000 abitanti rimasti a Venezia, quotidianamente c'erano in città quasi 181.000 persone, ma rispetto ai residenti i turisti non si distribuiscono su tutti i 100 ettari di spazio pubblico stradale veneziano, tendono ad accentrarsi su circa la metà di questa superficie, quella di maggior richiamo. Quando si arriva ai picchi dei 100.000 c'è circa un turista ogni 3 metri quadrati e mezzo, nei punti di maggior interesse anche uno per metro quadro, e questa è una condizione che quando i picchi di massa che conosciamo, il carnevale o altre situazioni si generano, non c'è nessuna sicurezza possibile in caso di un evento imprevisto pericoloso, gente che sta male, qualcosa che crolla, insomma un evento imprevisto come è successo a Torino. Per tutta la città insieme si tratta di numeri pesantissimi. Sostanzialmente a Venezia, conclude il gruppo consiliare, i turisti sono oramai il triplo dei residenti e in più, dicono, c'è un contributo d'accesso che raccoglie dati personali chiedendo l'accettazione di una clausola. Accettiamo la possibilità che i nostri dati vengano ceduti a soggetti terzi, siano essi privati che pubblici, ed è una accettazione che è, come dire, un'imposizione del sistema, perché se io non accetto non posso procedere oltre. La tassa d'imbarco al Marco Polo per quest'anno si rinuncia, ma il Comune di Venezia pare appunto non abbia nessuna intenzione di mollare la presa. Vediamo. Nonostante la recente sentenza del Consiglio di Stato che ha bocciato l'applicazione della tassa d'imbarco all'aeroporto Marco Polo di Tessera, il Comune di Venezia non ha alcuna intenzione di privarsi di 14 milioni circa di introiti preziosi per il mantenimento della città e per garantire servizi di qualità ai residenti. Per quest'anno si adeguerà, ma dal prossimo non sarà così, annunciano da Cafarsetti. Il Consiglio Comunale infatti ha deliberato con voto contrario delle opposizioni una variazione di bilancio che da una parte prende atto della sentenza del Consiglio di Stato, dall'altra dà mandato al sindaco Brugnaro e alla Giunta di riaprire il tavolo tecnico per reintrodurre l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco, istituita dallo Stato nel 2001 e riscossa dal 1 aprile 2023 dal Comune di Venezia e a carico dei passeggeri in partenza all'aeroporto, €2,50 ciascuno.
Copriremo questa mancata entrata con 10 milioni di avanzo libero, ha spiegato l'assessore comunale al bilancio. Nessuna manovra su nuove entrate a carico dei cittadini, continua Zuin, e nessun taglio ai servizi. Dunque, conclude, ci arrangiamo per il 2024, ma intendiamo riaprire la discussione sull'addizionale, anche perché 2,50 euro è una somma bassissima e innocua per chi viaggia. Di diversa opinione il presidente dell'aeroporto Enrico Marchi, che in una lettera ha invitato il comune a non perseverare. Operazione della Guardia di Finanza di Treviso per una truffa ai danni di diverse società di leasing, una con sede a Venezia. Generatori di corrente, carrelli elevatori, insacchettatrici e troncatrici per un valore che va dai 40 agli 80.000 euro per macchina. Venivano offerti a società di leasing con tanto di brochure prodotto e manuale di funzionamento. Contemporaneamente proponevano alle stesse anche l'impresa interessata al contratto di locazione della macchina. Un vero e proprio sodalizio criminale che operava dal 2018 con un meccanismo ben oliato è stato smascherato dai finanzieri del comando provinciale di Treviso. Negli anni ha messo a segno 18 truffe ai danni di 5 società di leasing attive a Venezia, Milano, Siena e Bologna. Le società di leasing acquistavano il bene, quindi pagando un compenso alle aziende fornitrici proponenti, dopodiché i conduttori pagavano solo le prime rate del contratto di leasing per poi far perdere le proprie tracce. Un'indagine partita nel 2019 proprio da una verifica fiscale a carico di una delle società al centro della frode. I finanzieri hanno notato subito diverse anomalie che hanno dato il via ai primi accertamenti. Le indagini hanno portato le Fiamme Gialle a contattare anche i marchi di fabbrica dei macchinari, scoprendo così che non erano mai stati prodotti, oppure presso le sedi delle aziende che avevano il contratto di leasing i militari finivano per trovare soltanto imballaggio. Gli indagati sono 30, tutti denunciati per il reato di truffa aggravata dall'abuso di prestazione d'opera. 5 di questi sono anche stati segnalati per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indefinita di truffe seriali ai danni delle società di leasing. Loro adoperavano 4 imprese, 3 delle quali avevano il compito di fornire i macchinari inesistenti, una invece era dedicata alla predisposizione della manualistica tecnica per far credere che i macchinari fossero realmente esistenti. Oltre al profilo penale, i finanzieri si sono mossi anche sotto il profilo tributario. Se il valore delle truffe ammonta ad 1 milione di euro, è stata contestata anche l'emissione di fatture per operazioni inesistenti per 3,5 milioni di euro per un'IVA evasa pari a 1,5 milioni di euro. In maltempo è stata inviata a Roma la richiesta per il riconoscimento dello stato di emergenza di rilievo nazionale per il maltempo che dal 15 al 22 di maggio si è abbattuto sulle province di Vicenza, Verona, Padova, Treviso, città metropolitana di Venezia e nel comune di Badia Polesine. Considerati i rilevanti effetti al suolo riscontrati nei territori, ha detto il governatore Luca Zaia, gli uffici regionali della Direzione Protezione Civile hanno prontamente avviato una prima ricognizione speditiva dei danni, dalla quale emerge che il solo patrimonio pubblico abbia subito danni per 270 milioni di euro. La relazione tecnica rappresenta l'esito di una ricognizione che è stata finalizzata a definire l'importo necessario agli interventi pubblici dopo l'eventuale riconoscimento da parte dello Stato di emergenza di rilievo nazionale. Sarà avviata una successiva ricognizione per l'accertamento dei danni invece a privati e attività produttive. A pochi giorni dal voto, in attesa dei ballottaggi in 4 comuni del Veneziano, il vice sindaco membro del direttivo provinciale della Lega, Andrea Tomaello, fa un'analisi sui risultati del suo partito. Mentre nei comuni del Veneziano che andranno ai ballottaggi il 23 e 24 giugno si stanno ancora decidendo eventuali alleanze, in Casa Lega si analizzano i risultati ottenuti dal partito e da Fratelli d'Italia alle elezioni europee amministrative dello scorso fine settimana. Fratelli d'Italia ha avuto un grande voto soprattutto per la capacità di Giorgia Meloni, per come si sta comportando, perché devo dire insomma che a 2 anni quasi dall'esperienza di governo confermare un risultato così importante non era
semplice, lei è stata davvero brava su questo, è un voto di fiducia che viene dato a lei, viene dato alla compagine di governo. Ora io penso che bisogna però confermare ancora questo risultato e quindi anche a livello governativo portare a casa qualcosa che magari tanti cittadini si aspettano e per cui gli hanno dato la fiducia. Dal canto suo la Lega, sottolinea Tomaello, ha ottenuto comunque buoni risultati. Molti ci davano per morti e per dispersi, in verità la Lega ha tenuto, ha riconfermato tanti sindaci, molti sono al ballottaggio fra qualche settimana. Io penso che sia il momento adesso di continuare a lavorare, soprattutto di puntare sulla classe dirigente, gli amministratori locali, che è la vera forza della Lega, i consiglieri regionali, i sindaci, i consiglieri comunali, gli amministratori locali. E per quanto riguarda la volontà di Fratelli d'Italia espressa nei giorni scorsi dal senatore Speranzon di volere la presidenza della regione, Tomaello commenta. Naturalmente Fratelli d'Italia è il primo partito e quindi è giusto che loro propongano dei nomi, dopodiché si siederà al tavolo e si valuteranno le persone. Dire il mio partito aspetta una carica senza magari individuare la persona è un po' prematuro. Io penso che bisogna fare un ragionamento, l'importante sia a livello regionale ma soprattutto a livello di Comune di Venezia, vedendo i voti, è quello di rimanere uniti. Ed è contro la rovescia per la durata triveleta degli alpini. Noi torniamo a collegarci con il nostro Lucio Zanatto che da diversi giorni li sta seguendo. Lucio, buonasera. Buonasera Anna, buonasera telespettatori del telegiornale di Venezia di Antenna 3, Piazzale Zenit. Finalmente vediamo gli alpini a quota zero perché là è il mare e quindi diciamo che possiamo già dire sostanzialmente che la donata di fatto, il raduno è partito questa mattina alle 7 con la staffetta della solidarietà dal Passo della Mauria, praticamente dalle sorgenti del Tagliamento, e arriverà questa staffetta domani pomeriggio intorno alle 18 proprio qui a Piazzale Zenit, dove ci sarà anche l'alzabandiera, le locuzioni e quant'altro. Tutto questo noi lo seguiremo, lo racconteremo nei telegiornali, avremo anche degli spazi di diretta, ad esempio domani alle 11 ci sarà la Santa Messa presieduta dal Vescovo di Pordenone qui nella frazione di Cesaruolo, che è qui vicino a Bibione, e poi tutta una serie di altre iniziative. Alcune sono già partite oggi, abbiamo detto prima proprio questa staffetta della solidarietà, ma anche contemporaneamente le mostre che sono state inaugurate oggi pomeriggio proprio vicino alla municipalità, praticamente alla sede staccata del municipio di San Michele al Tagliamento. Insomma, tante cose già in movimento, gli alpini finalmente, come li vedete, sono arrivati. Devo dire che quest'anno funziona molto il camper, funziona molto i bed and breakfast e quindi un po' meno gli accampamenti, anzi per nulla gli accampamenti, ma d'altra parte la località balneare permette questo ed altro proprio come organizzazione. Allora, mentre vediamo la gente che fraternizza e comunque guarda le penne nere, a questo punto io ti ricedo la linea e poi noi ci vediamo per il telegiornale di Treviso, dove faremo vedere proprio la staffetta partita dal Passo della Mauria. A te. Grazie Lucio, allora buon lavoro ovviamente a te, a Nicoletta Rizzetto. Noi andiamo al Lido perché cresce sempre di più la gara di nuoto che dà il via ufficialmente la stagione al Lido di Venezia, una giornata di mare all'insegna dello sport, della socialità e dell'inclusione. Grande successo per la quarta edizione della Venice Open Water, detta anche Nuada Longa, la gara di nuoto in acque libere che si è disputata al Lido di Venezia sulla spiaggia del Blue Moon, grazie all'ospitalità di Venezia Spiagge. Nei 3.500 metri, vittorie per Tommaso Cerin della Città Sport Vicenza e Maddalena Rossi del Team Verona. Nel miglio successivo per Gianluca Guadalupi ed Elisa Tagliapetra, quest'ultima del Nuoto Venezia. Nella gara sprint hanno primeggiato invece Riccardo Vianello e Nevena Bonivento, pure lei del Nuoto Venezia. Quasi 600 atleti che nuoteranno nelle acque antistanti il Blue Moon qui al Lido di Venezia, nelle 3 gare classiche della nostra manifestazione, gli 800 metri anche per i non agonisti alla mattina alle 10:30, poi il miglio classico alle 11:30 e infine alle 14 la distanza lunga 3.500 metri con gli atleti più forti. La gara è stata organizzata dalla sinergia tra Venezia Triathlon e la Proloco del Leader Palestrina grazie alla collaborazione della Protezione Civile e della Polizia Locale del Lido, di numerose associazioni. Il Memorial Lucia Monti in onore della nuotatrice muranese
prematuramente scomparsa, è stato conquistato da Elena Rionello, miglior nuotatrice over 40. Nel ricordo di Lucia, gli organizzatori hanno voluto devolvere a scopo benefico un assegno di 800 euro all'associazione Mela Vivo, con cui Lucia collaborava, destinando dalla quota di iscrizione alla gara 1 euro per ogni partecipante. Una bellissima manifestazione al Lido, il quarto Venice Open Water, Nuada Longa, anche inclusività con la possibilità per i disabili di godere il mare grazie a Venezia Spiagge e alle sue strutture. Insomma, una bellissima giornata, il Lido cresce sempre di più. Con queste belle immagini noi ci fermiamo, grazie per averci seguito. Dopo di noi TG Treviso, arrivederci.